Buongiorno, mezzogiorno in punto e siamo pronti a darvi tutte le notizie dalle nostre province. Partiamo da Bassano del Grappa, dove un ristoratore è stato aggredito da un gruppo di giovani in pieno centro. In diretta Vanessa Manzato con l'operatore Andrea Benetti. A te Vanessa. Buongiorno a te direttore, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Io mi trovo in Piazzotto Montevecchio, dove qualche giorno fa un ristoratore è stato aggredito da un gruppetto di giovanissimi. Pare che all'origine ci fosse un rimprovero che l'uomo avrebbe fatto ai ragazzini perché facevano troppo rumore nella zona adiacente al suo locale. Non si sa cosa sia scattato, fatto sta che i ragazzini non avrebbero accettato questo rimprovero e nel momento in cui l'uomo stava tornando all'interno del suo locale lo hanno aggredito da dietro, l'hanno fatto cadere e l'uomo è stato anche controllato al pronto soccorso dell'ospedale di Bassano. Fortunatamente per lui le conseguenze non sono gravi, ma quella che è grave è la situazione che si sta creando nella città, anche nella città di Bassano del Grappa, dove protagonisti sono sempre più giovani che sono appunto aggrediscono in maniera anche cruenta non soltanto negozianti, ristoratori, ma anche le persone che si trovano a passeggio, soprattutto in orario serale, ma non solo. Con me l'assessore alla sicurezza di Bassano del Grappa, che appunto ci spiega anche come sia aumentata l'attenzione e il controllo sul territorio grazie anche all'utilizzo delle telecamere, della videosorveglianza, e proprio l'assessore ci spiegherà poi come sono andati i fatti. Sì, allora innanzitutto buongiorno e grazie dell'opportunità per precisare che il giorno 5 di febbraio, intorno alle ore 16, un po' prima delle 16, dalle telecamere del comando si individuava una situazione sul Ponte degli Alpini. Come da indicazioni del sottoscritto veniva guardato sistematicamente la zona Ponte degli Alpini e si scopriva che c'era un gruppetto di ragazzi in mezzo al ponte che faceva un po' di confusione. Si è avvicinato un signore a loro cercando di redarguirli e quando se n'è andato ha dato le spalle a questi ragazzi, lo hanno seguito. Il personale della polizia locale per sicurezza ha mandato una pattuglia immediatamente in zona Ponte degli Alpini e ha intercettato questo gruppetto dopo pochi minuti in zona via Schiavonetti. Li ha identificati non sapendo che fosse successo qualche cosa nel frattempo. Dopo pochi minuti questa pattuglia ha visto la pattuglia dei carabinieri che era intervenuta quasi contemporaneamente a soccorrere un signore seduto su dei gradini e hanno chiesto cosa è successo. Sono stati aggrediti in zona Ponte degli Alpini verso la via Schiavonetti da un gruppetto di ragazzi. La pattuglia ha capito che forse si trattava dei medesimi ragazzi e sempre con l'ausilio delle telecamere in zona Piazzale Trento li ha intercettati che erano lì tranquillamente. Di chi si tratta? Si tratta di 4 ragazzi dai 14 ai 15 anni più una ragazza sempre di quell'età. Cosa voglio dire? Innanzitutto che le telecamere sono state fondamentali per darci gli strumenti di interpretare cosa fosse in corso di opera da parte di questi ragazzini. Ci hanno permesso nel giro di pochi minuti di intercettarli, di individuarli e di accompagnarli anche presso il comando della polizia locale. Dopodiché sono stati accompagnati tutti identificati presso il comando dei carabinieri che stanno operando molto bene a verificare tutte le responsabilità. Cosa posso dire in più? Che innanzitutto grazie alla polizia locale e alla loro tempestività, grazie ai carabinieri che sono sempre presenti in maniera tempestiva e a questi ragazzi dico non bene, perché a 14-15 anni farsi questo giro in comando e presso il comando dei carabinieri non è una bella esperienza, non è un buon viatico. Alle loro famiglie dico fate attenzione cosa vanno a fare i vostri figli di 14-15 anni in giro per le piazze di Bassano, perché sono segnati.
Anche perché proprio tra le persone che abbiamo sentito e che stiamo sentendo in centro a Bassano viene attribuita una forte responsabilità alle famiglie per quello che sta succedendo anche nella città degli Alpini. Sono sempre più, appunto, si diceva, giovanissimi che tengono questi comportamenti completamente al di fuori della legalità e soprattutto persone senza alcuno scrupolo. Io al proposito chiederei alla regia di lanciare il servizio che è stato realizzato e che riguarda proprio il rintracciamento di questo giovanissimo che era al capo di un gruppo di rapinatori che avevano davvero spaventato, terrorizzato il cuore di Vicenza. E con questo, direttore, ti ricedo la linea. Testa calda, giovane, giovanissimo, ancora minorenne, ma secondo gli investigatori della polizia con le sue incursioni ha sollevato l'allarme in centro storico a Vicenza. È ritenuto responsabile di alcune rapine avvenute a fine 2025. La questura ha raccolto diverse denunce sporte da alcuni giovanissimi rapinati nel cuore della città del Palladio. L'autore con il tempo avrebbe assunto un ruolo particolarmente attivo all'interno di un gruppo di ragazzini. Il modus operandi sarebbe stato sempre lo stesso: accerchiavano la vittima per poi minacciarla portandole via i soldi. Secondo quanto sostenuto nel provvedimento del GIP, la condotta del giovane sarebbe stata palesemente deviante e in dispregio delle regole del rispetto degli altri e dell'altrui proprietà, utilizzando metodi subdoli per cogliere momenti di fragilità delle parti offese e aggredirle senza remore o pietà, e nel contempo agendo in concorso con altri in un accrescimento reciproco di violenza gratuita. Il giovanissimo era già destinatario del divieto di accesso nelle aree urbane di Vicenza. Mentre sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi, il padre lo ha portato in questura, dove è stata eseguita la misura della custodia cautelare adottata dal GIP del Tribunale per i minorenni di Venezia. Il giovanissimo è stato quindi associato in regime di detenzione presso una comunità per minori in Friuli Venezia Giulia. Servizio di Carlo Alberto Inghilleri, e torniamo a Bassano del Grappa per una macabra scoperta ieri pomeriggio via Carducci in quartiere Ca Baroncello. Una donna trovata senza vita nella sua camera da letto. A dare l'allarme il titolare del pub dove lavorava. Dramma in questo condominio di via Carducci a Bassano, dove il corpo senza vita di Elisa Zen è stato rinvenuto dai vigili del fuoco riverso sul letto. La donna, 49 anni, sarebbe morta nel sonno. A dare l'allarme sarebbe stato il suo datore di lavoro, Jordi Ferronato, titolare del Saiso, dove Zen lavorava da tempo. Non avendola vista arrivare al locale, preoccupato, ha provato a chiamarla. Nessuna risposta. È stato contattato quindi il padre della 49enne. Si sono recati a casa sua, ma la porta era chiusa. E quando i pompieri l'hanno aperta, la terribile scoperta che ha scioccato chiunque la conoscesse. Prima del Saiso aveva lavorato per anni al pub Tetley's, stringendo un forte legame d'amicizia con il titolare Fidenzio Bresolini e la moglie. Sia lui che l'attuale titolare la ricordano usando soltanto belle parole che arrivano da un cuore stretto in un grande dolore. Una donna descritta come una grande lavoratrice, legatissima al figlio tredicenne, una persona professionale ben voluta da tutti per la sua empatia e la sua vitalità, così come ci racconta anche una sua vicina sconvolta che ci ha chiesto di non essere ripresa perché troppo scossa. Elisa, una carissima ragazza, brava, veramente molto disponibile, molto gentile, molto lavorativa, e quindi l'hanno trovata sul letto, già volata via, in poche parole. È stato un avvenimento purtroppo molto forte da superare, anche perché io poi, che sono molto sensibile a queste cose, speriamo che non succeda mai più a nessuno, certo. Soprattutto i buoni come lei. Non si esclude che verrà eseguito l'esame autoptico sul corpo di Elisa Zen per capire cosa possa aver causato una morte di cui nessuno si riesce a capacitare. Purtroppo sempre a Bassano del Grappa, a Cassola per la precisione, un'altra storia simile, un'altra giovane vita spezzata, quella di una mamma di 46 anni.
Si allunga la lista di donne non ancora cinquantenni stroncate da malori improvvisi. A fine gennaio Anna Maria Broda, 43enne di Cairano San Marco, in servizio come vigilessa a Montebelluna. Pochi giorni dopo la coetanea Margherita Rebellati, originaria di Salvarosa di Castelfranco, commessa in una cooperativa sempre a Montebelluna. Lo scorso sabato sorte analoga tra le mura di casa è toccata a Katia Ceccon, 46enne residente a Cassola col marito Christian e i 2 figli Thomas ed Emily. Sono stati proprio i familiari a trovarla senza vita sul divano dove la donna si era coricata spostandosi dalla camera da letto. Il marito era rientrato tardi per motivi di lavoro e pochi giorni prima aveva ricevuto dalla consorte la sorpresa della festa per il suo 50° compleanno alla presenza degli amici del complesso bandistico San Marco. Scossa l'intera comunità cassolese dove la famiglia è molto conosciuta. In occasione del funerale di Katia Ceccon, fissato per venerdì 13 alle 15 a Cassola, le offerte raccolte saranno devolute all'associazione Ciao Lapo, che si occupa di lutto perinatale. Servizio di Mirko Cavallin, purtroppo un'altra notizia: una mamma di 35 anni vinta dalla malattia ci ha insegnato ad affrontare le difficoltà a testa alta. Questa è una notizia che viene da Sovizzo. Vediamo adesso gli sviluppi dell'omicidio del barista Tarna, che è stato ucciso per sua stessa ammissione dal vigile urbano, che era stato arrestato proprio perché è sospettato di questo omicidio. Salvagno ha ammesso di aver lui esploso il colpo d'arma da fuoco. Oltre 4 ore di interrogatorio nel carcere di Verona davanti ai magistrati per il vigile 40enne Riccardo Salvagno, in cui ha ammesso di essere stato lui a sparare quell'unico colpo in testa che ha ucciso Sergio Tarna la notte dello scorso 30 dicembre nei campi di Malcontenta di Mira. Seppur in un contesto ambientale particolare, nel senso che lui ha confermato sostanzialmente di aver sparato non con una volontà precisa omicidiaria, ma sostanzialmente in un contesto appunto di non visibilità, in un contesto emotivo e psicologico un po' di tensione. Non ci sarebbe dunque stata premeditazione, ma l'ossessione dettata dal video, di cui invece non c'è traccia, che l'avrebbe ripreso insieme a un transessuale, Lady Brunete. Lui continua a credere in questo video e collega questo video a delle sollecitazioni che gli erano state fatte rispetto sostanzialmente a una forma, mi passi la parola, un po' ricattatoria che gli era stata proposta da qualcuno, nel senso che o tu accetti di fare certe cose oppure noi diffondiamo questo video a destra e a manca. Questa è la sua versione. Sarebbe stato questo a fargli perdere la lucidità in quelle ultime settimane prima di uccidere il 25enne, motivo per cui sarà richiesta una perizia psichiatrica. Io ho già nominato un consulente che farà delle prime valutazioni. Presumo che pari valutazioni lo stesso pubblico ministero riterrà opportuno disporle su entrambi gli indagati, presumo. E questa è una linea di lettura, ovviamente, di necessitata interpretazione che noi dobbiamo dare al comportamento di un soggetto. Quindi è ovvio che l'analisi criminologica e psichiatrica è necessaria. Durante l'interrogatorio, inoltre, Salvagno avrebbe nuovamente dichiarato di aver lasciato la pistola nel cassonetto. E ha confermato che trattasi di un cassonetto nei pressi dell'aeroporto di Valencia, in zona prossima a quella dove ha abbandonato la vettura. La speranza degli inquirenti però è ancora quella di ritrovare l'arma del delitto all'interno dell'auto con cui il vigile era fuggito in Spagna, auto che sarà portata in Italia la prossima settimana, mentre si attende ancora la testimonianza dell'amico di Salvagno a Tenerife. Da chiarire inoltre se Salvagno abbia effettivamente minacciato l'amico vescovo, considerato il suo complice, ora in carcere a Treviso, dicendogli: se parli ammazzo te e la tua famiglia. Entrambi i legali però devono approfondire. Una affermazione fatta da vescovo e che si riferisce al momento in cui Salvagno l'avrebbe lasciato a casa,
Adesso quanto ci fosse di serio in quelle minacce sinceramente non lo so. Sicuramente la concitazione di quei momenti può lasciare adito a comportamenti che magari non corrispondevano a quella che era una reale volontà. Se posso prendermi io la responsabilità, escludo in maniera categorica che Salvagno abbia minacciato Vescovo di alcunché, anzi Salvagno si è in più occasioni dopo di fatto scusato con Vescovo. Servizio di Ilaria Marchiori. Ed è fuggito portandosi via i figli minorenni dopo aver picchiato con violenza la compagna, vittima da tempo di vessazioni e violenze fisiche e psichiche, secondo la denuncia della donna che ha fatto scattare le ricerche della polizia. Al termine di quasi... chiedo scusa, sto leggendo le immagini della... Sto leggendo il testo delle immagini dell'uomo che ha picchiato la moglie. Al termine di quasi 24 ore l'uomo, un 33enne italiano che risiedeva con la famiglia Mestre, è stato rintracciato nella Bergamasca. I bambini trovati in buone condizioni su disposizione della Procura di Venezia sono stati riaffidati alla mamma. Per il 33enne ritenuto responsabile di maltrattamenti contro familiari e conviventi e lesioni personali, entrambi aggravati, il Tribunale su richiesta della Procura ha disposto il divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico, e quindi quest'uomo che ha portato via i figli minorenni dopo aver picchiato la moglie. Vediamo dall'Arena di Verona, maltrattamenti sui bimbi. È stato chiuso un asilo privato in centro storico, lo ha disposto la Procura della Repubblica di Verona. Dopo le indagini dei carabinieri nella struttura erano state posizionate delle telecamere. Controlli interforze nella zona rossa di Treviso, è scattato il primo allontanamento. Si tratta di un 28enne sorpreso dopo un tentativo di taccheggio alla PAM supermercato. In 3 giorni sono state identificate 480 persone. Daniela Sizzia. Entrato al PAM di via Zorzetto a Treviso, voleva mettere a segno un colpo, ma è stato scoperto dai dipendenti del supermercato che hanno subito allertato la polizia. L'uomo, 28 anni, italiano, residente in provincia, già aggravato da precedenti per reati contro il patrimonio e da segnalazioni in materia di stupefacenti, è stato fermato dagli agenti. Per lui è scattato il primo provvedimento di allontanamento dalla zona rossa che la prefettura di Treviso ha attivato da sabato scorso tra Piazza Borsa, via Roma, San Zeno e Sant'Antonino. In soli 3 giorni, nell'ambito dei servizi, nel corso dei quali non si sono verificati episodi di rilievo, i controlli interforze hanno portato a identificare 480 persone, di cui 165 cittadini extracomunitari. Monitoraggio delle aree della zona rossa disposto dal questore di Treviso Alessandra Simone, che continuerà nei prossimi giorni al fine di garantire la piena fruibilità dell'intero centro storico. Fondamentale la percezione di sicurezza, ha spiegato il sindaco di Treviso Mario Conte. Cosa ho riscontrato di positivo quando è stata attuata la prima zona rossa, e spero che ci sia l'effetto anche in questa seconda, che ha agito anche sulla sicurezza percepita, cioè molti cittadini, molti commercianti, molti titolari di locali mi hanno detto che con la zona rossa si sono sentiti comunque più sicuri, presidiati. Nel tardo pomeriggio di sabato invece è stato emesso un ordine di allontanamento ai sensi del regolamento di polizia urbana nei confronti di un 18enne intercettato in evidente stato di ubriachezza e di agitazione all'esterno del supermercato di via Zorzetto dopo aver danneggiato alcuni prodotti alimentari all'interno dell'esercizio commerciale. Il giovane è stato anche sanzionato amministrativamente per il suo stato di ubriachezza molesta. Sempre nella giornata di sabato, durante i normali controlli di prevenzione, una volante della Polizia di Stato, a seguito di un controllo nel quartiere di San Pelaio, ha denunciato una cittadina italiana classe 1982 già aggravata da precedenti penali e di polizia, responsabile di aver violato la misura del foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Treviso, disposta nei suoi confronti dal questore. Anche la donna, manifestamente ubriaca, è stata sanzionata amministrativamente per il suo stato di ubriachezza molesta. La tragica fine di Chiara Iaconi, sta ragazza che a Napoli era stata colpita alla testa da una statuetta lanciata dal 3° piano di un edificio. I genitori dei bambini, considerati responsabili di quel lancio, sostengono di non averli mai
persi di vista e che non erano mai usciti sul balcone. La famiglia di Iaconis però non vuole la verità e andiamo quindi in diretta da Valentina Visentin da Padova con Federico Cibotto per la parte tecnica. A te Valentina. Sì, buongiorno da Padova. Era un momento dell'indagine che si aspettava da tempo, ovvero l'interrogatorio dei genitori dei bambini che, secondo il pubblico ministero che sta indagando sulla morte di Chiara Iaconis avvenuta a Napoli nel settembre del 2024, sono stati bambini che avrebbero lanciato la statuetta che ha colpito Chiara Iaconis. I genitori hanno ricostruito quella domenica affermando di non aver mai perso di vista i bambini e che i bambini non sono mai usciti sul terrazzo lanciando la statuetta. Negano anche il possesso di quell'oggetto nonostante in casa gli inquirenti abbiano trovato molti oggetti simili a quella statua di Ionice, raffigurante una divinità egiziana che è caduta dal palazzo dei quartieri spagnoli di Napoli, colpendo fatalmente alla testa Chiara Iaconis, che poi è morta in ospedale 3 giorni dopo il fatto. Ma ricostruiamo quanto è accaduto nel servizio e poi sentiamo anche la testimonianza della famiglia di Chiara Iaconis. Hanno raccontato con dovizia di dettagli come hanno trascorso quella domenica di settembre del 2024, ma soprattutto hanno ribadito di non aver mai perso di vista i figli e che nessuno della famiglia ha mai abbandonato il salotto. A Napoli 2 giorni fa, nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Chiara Iaconis, la 30enne padovana uccisa da una statuetta lanciata da un terrazzo dei quartieri spagnoli a Napoli, sono stati interrogati i genitori dei bambini che potrebbero aver fatto cadere il pesante oggetto che ha ferito mortalmente Chiara. I 2 professionisti napoletani sono ritenuti responsabili di non aver vigilato sui propri figli, uno di loro minore di 14 anni all'epoca dei fatti e quindi non imputabile. Come riporta il Mattino di Napoli, la coppia avrebbe fornito una versione completamente opposta alla tesi sostenuta dai PM titolari dell'inchiesta. Quella domenica avrebbero trascorso il pomeriggio a guardare la televisione insieme e nessuno dei figli sarebbe uscito sul balcone che affaccia nel vicolo dove Chiara Iaconis è stata colpita dalla statuetta, un oggetto pesante raffigurante una divinità egiziana che è rimbalzato scheggiandosi e colpendo mortalmente la 30enne padovana. Per i magistrati a lanciare quell'oggetto sarebbe stato uno dei bambini della coppia, sfuggito per pochi minuti al controllo dei genitori, che però hanno sempre negato di possedere una statua di quel tipo. Papà Gianfranco, mamma Cristina e i genitori di Chiara Iaconis, insieme all'altra figlia Roberta, intanto continuano a chiedere la verità. E abbiamo raggiunto al telefono Roberta, la sorella di Chiara, e ci rivolge, appunto, fa un appello perché la verità sulla morte della sorella emerga una volta per tutte. E il servizio e poi la linea può tornare allo studio. La verità non smetterà mai di essere cercata e in questo comunque non so come dire, però ci potremmo veramente mettere tutta la vita, ma ne arriveremo alla fine. La procura ha fatto veramente un buon lavoro, le indagini diciamo dovrebbero essere chiuse e ha lavorato molto bene, quindi noi confidiamo in tutto il lavoro della procura perché mia sorella, ripeto, deve avere giustizia. Noi arriveremo fino alla fine, ci posso mettere anche tutta la vita, ma Chiara avrà giustizia. Certo, Napoli vi aveva mostrato, insomma, fin da subito grande sostegno, grande partecipazione, il fatto che, insomma, questa coppia non stia magari collaborando è un motivo di dolore per voi, cioè magari volete fare un appello affinché non ci sia omertà e che chissà qualcosa si faccia avanti, non so se magari avete... Noi chiediamo, cioè io come tutta la mia famiglia chiediamo la verità perché per come Chiara ci è stata portata via cioè non ci resta che appunto cercare la verità. Chiediamo di non essere omertosi e soprattutto quello che ci ha colpito è
è che i quartieri spagnoli, come tutta la città di Napoli, abbiamo sempre incontrato persone ogni volta che andiamo giù a Napoli che ci chiedono scusa al posto in realtà dei colpevoli veri, e noi infatti ci siamo rimasti un po' così sul fatto che i veri colpevoli non ci abbiano mai chiesto scusa, e quindi fa effetto essere fermati per strada e sentirsi chiedere scusa da parte di qualsiasi passante napoletano dei quartieri spagnoli. Tutti hanno chiesto scusa tranne i colpevoli. Dal Corriere delle Alpi un caso di revenge porn nel bellunese, diffonde foto hot del marito con l'amante, moglie tradita, rischia 1 anno di carcere. La donna ha già versato un risarcimento ma non è stato ritenuto adeguato, c'è attesa per la sentenza. Gli scatti erano nella SIM di un cellulare che è stato sottratto. La rapina in villa Refrontolo, sono stati individuati e denunciati 4 responsabili, 2 di loro sono minori. Christian Arboit insieme al tenente colonnello Mazzanti. Sentiamo. Il 20 marzo scorso una violenta rapina in casa a Refrontolo, una vicenda che aveva preoccupato e aveva interrogato l'intera comunità. Ora, dopo 10 mesi, le indagini hanno chiuso il cerchio con i carabinieri che hanno identificato e denunciato 4 soggetti giovanissimi, 2 minori, 2 poco più che maggiorenni. Ritorniamo a quei fatti. Tenente colonnello Mazzanti, la ringrazio per essere qui con noi, comandante del reparto operativo dei carabinieri di Treviso. Come siete riusciti a raggiungere questi 4 soggetti e identificarli? Intanto devo dire che il gran merito dell'operazione va ai militari della compagnia di Vittorio Veneto, di cui qui abbiamo il comandante, il maggiore Francesco Galante, che sono stati bravi, diciamo che sin dalle prime battute hanno preso l'abbrivio giusto per quanto riguarda l'intuizione investigativa che avevano avuto. La rapina era una rapina che chiaramente abbastanza violenta, nel senso che comunque i soggetti erano travisati e almeno uno armato di pistola, che poi abbiamo scoperto essere comunque una pistola a salve, ma con la quale avevano poi minacciato le vittime, madre e figlio, di fargli anche del male, per cui poi erano andati pervicacemente a trovare il denaro e a cercare il denaro che poi avevano trovato. Questo aveva portato gli investigatori a comprendere che probabilmente erano persone che frequentavano quella casa. Devo dire che anche una grossa mano ce l'ha data uno dei figli, che ha ricordato appunto che uno dei soggetti che erano nella sua cerchia era andato in casa, quindi tutte queste intuizioni, unite chiaramente all'attività tecnica che è stata poi fondamentale in questa circostanza, ci hanno consentito di prima identificare i 2 diciassettenni, nei confronti dei quali poi la procura dei minori in maniera molto celere ci ha concesso un decreto di perquisizione che ci ha consentito a sua volta di trovare le 2 pistole, e poi tra lì insomma tutta una serie di altre attività che hanno portato all'identificazione dei 2 maggiorenni, il 19enne e il 20enne. Il soggetto di collegamento, questo 17enne, sapeva che in quella casa nascosti nella battiscopa c'erano dei soldi. Da qui la violenza che è stata mostrata sostanzialmente a madre e figlio. Allora, non so se conoscesse direttamente la circostanza, questo non lo possiamo dire. Sappiamo che comunque ha frequentato quella casa, probabilmente sapeva che c'era del denaro contante, non sappiamo se in maniera diretta o in maniera indiretta, ma questo è stato fondamentale per poi probabilmente consentire agli altri di organizzare e poi eseguire il piano che avevano messo in pratica. Ecco, questi 4 soggetti puntarono la pistola addosso a madre e figlio e inscenarono anche una sorta di conto alla rovescia, proprio per rendere il tutto ancora più violento.
Sì, questo viene fuori dagli atti delle testimonianze che abbiamo poi ascoltato, di cui abbiamo ascoltato le vittime. In quella circostanza hanno parlato appunto di un tentativo abbastanza violento fatto da uno dei soggetti che impugnava la pistola e che aveva in qualche modo inscenato un conto alla rovescia per costringerli a parlare e a consegnare il denaro. Tutti questi soggetti, sia i 2 minorenni che i 2 poco più che maggiorenni, sono di origine, sono ragazzi di origine macedone e albanese. Questo corrisponde al vero, conferma? Sì, sono italiani, perché comunque sono nati in Italia, diciamo che le famiglie sono di quell'origine lì. Ecco, e nessuno ha precedenti specifici? Non ci sono precedenti specifici e non hanno comunque, insomma, precedenti di spessore che possano farci ricondurre la loro responsabilità ad altri eventi dello stesso tipo. Quindi potrebbe essere stata la loro prima rapina? Per quanto ci risulta, sì. Ultima battuta, Tenente Colonnello Mazzanti, si tratta di un'indagine molto articolata, questo va detto, va sottolineato. L'episodio il 20 marzo scorso, nei giorni scorsi appunto l'epilogo, è stata un'indagine classica, senza l'uso di telecamere, di frame, un'indagine classica. Sì. È la dimostrazione che l'attività di contrasto, quando fatta in maniera professionale e quando fatta in maniera sicuramente condotta, diciamo, con i metodi dell'indagine classica, porta sempre i suoi frutti. In questo caso devo dire che i militari della compagnia di Vittorio Veneto sono stati molto bravi, perché è una risposta che è stata fatta in maniera certosina, e devo dire che insomma anche dall'ordinanza di custodia cautelare che emergono dei riscontri puntuali e precisi che hanno poi consentito al giudice di emettere le misure cautelari. Grazie a Cristian Arboit e a Tommaso Migotta per la parte tecnica. Oggi in regia Francesco Ceronna e Andrea Basso. Andiamo avanti con altra cronaca. Lo storico ex presidente del Benetton Rugby Amerino Zatta, ha derubato la stazione Termini di Roma. Stamane ha presentato la denuncia in questura a Treviso. Stavamo rientrando da Roma con mia figlia, che eravamo andati giù a vedere la partita Italia-Scozia. Alle 7 ero in stazione Termini, alle 7 di sera, stazione Termini in attesa di rientrare. Siamo andati al bar per prenderci un caffè. Avevo appoggiato questo mio zainetto per terra nei piedi in attesa appunto di prendere questo caffè. 3 minuti dopo che avevamo preso mi sono ritrovato senza zainetto, quindi questa amara sorpresa. Spiacevole disavventura sabato a Roma per Amerino Zatta, storico ex presidente del Benetton Rugby, derubato in stazione dello zaino con dentro portafogli, iPad, telefono, documenti e carte di credito. Dopo il furto, la segnalazione alla Polfer della capitale, il blocco delle carte ed oggi la denuncia in questura a Treviso. E purtroppo è andata così. D'altro canto abbiamo compensato con una bella vittoria dell'Italia sulla Scozia, e quello un po' ha alleviato un istante quello che era un po' le disavventure evidentemente successe durante la giornata. Amerino Zatta al microfono di Marta Marangon. Promesse di rendimenti facili alla base della maxi truffa dell'oro, danneggiati bassanesi e vicentini e latitante, l'organizzatore. Sembrava un investimento sicuro, quasi inattaccabile. L'oro, bene rifugio per eccellenza. Invece, per molti risparmiatori bassanesi e vicentini che ci hanno rimesso tra i 10 e i 60 mila euro ciascuno, si è trasformato in un incubo. Sono anche nel bassanese e nel vicentino le vittime della maxi truffa sui lingotti d'oro, scoperti dalla Guardia di Finanza. Un raggiro da oltre 22 milioni di euro che ha coinvolto alcune centinaia di persone in Veneto. Al centro della beffa c'era la Global Group Consulting. Il meccanismo era semplice e proprio per questo efficace. Investimenti in lingotti d'oro, formalmente custoditi in cavò, con la promessa di rendimenti fino al 4% al mese. In realtà, secondo la finanza, i lingotti non c'erano o erano solo in minima parte. I soldi dei nuovi investitori servivano a pagare i vecchi, in un classico schema Ponzi. A Milano sono arrivate le prime condanne penali, 5 in totale, 6 milioni di euro sono stati confiscati, ma il timore concreto è che non bastino a risarcire tutti.
Molti risparmiatori, compresi diversi bassanesi vicentini, rischiano di non rivedere quasi nulla dei propri risparmi. Nel veronese la situazione è ancora più critica. Qui i capitali raccolti erano maggiori e le perdite più pesanti. Ma anche nel Vicentino il colpo è stato duro, soprattutto per famiglie e pensionati che avevano investito i risparmi di una vita. Le indagini sono partite dalle segnalazioni di alcuni investitori insospettiti, poi il sequestro di lingotti, bottiglie di pregio, beni di lusso e immobili. Un patrimonio che però potrebbe non coprire l'enorme buco lasciato dalla truffa. Una vicenda che riaccende l'allarme. Anche dietro investimenti apparentemente solidi può nascondersi una trappola e a pagare, ancora una volta, sono i risparmiatori. Mentre il 52enne Samuel Gatto, a capo dell'associazione per delinquere finalizzata alla truffa, è ancora latitante. Servizio di Ivano Tolettini. Intanto sono stati arrestati dalla polizia, grazie a segnalazioni dei cittadini, 2 spacciatori di droga. È successo a Padova in 2 diverse operazioni coordinate dalla squadra mobile della questura e concluse negli scorsi giorni. Spacciava droga a poca distanza dalle giostrine di un parco pubblico di Padova, nel quartiere di Mortise. Dopo la segnalazione dei cittadini, gli agenti della squadra mobile si sono appostati e hanno documentato l'attività dello spacciatore, un 45enne magrebino, regolare in Italia e già noto alle forze dell'ordine. Lo hanno arrestato mentre vendeva una dose di eroina ad una donna già in trattamento al servizio sanitario di contrasto delle dipendenze. Sequestrati oltre 600 euro in contanti, oltre a 2 grammi di eroina. Il questore di Padova, Marco Dorisio, ha chiesto alla prefettura di avviare la procedura di revoca del permesso di soggiorno. Guai anche per un 21enne italiano residente nel quartiere della Sacra Famiglia, che ha visto i poliziotti entrare in casa dopo che un vicino aveva allertato le forze dell'ordine, infastidito dal continuo andirivieni di clienti nelle vicinanze dell'abitazione del giovane, trovato con oltre 500 euro in contanti e 250 grammi di hashish nascosti in un paio di scarpe in camera da letto. Il ragazzo incensurato se l'è cavata con qualche giorno di arresti domiciliari e la condanna in primo grado davanti al giudice monocratico a 1 anno e 2 mesi, pena sospesa con il beneficio della condizionale. Servizio di Francesco Arattai. La tragedia a Revine Lago, l'udienza nel processo per la morte della piccola Maria Markovecka, la bimba di 7 anni annegata mentre era con il GREST dell'Istituto San Giuseppe di Vittorio Veneto. A parlare una delle animatrici. Si è seduta e poi ha parlato per oltre un'ora raccontando la sua verità. È una delle animatrici, prima indagata e poi prosciolta, per la morte della piccola Maria, 7 anni, annegata nel lago di Revine il 28 luglio 2023. I bambini non dovevano essere in acqua, ma dovevano fare dei giochi a riva. È questa la prima importante rivelazione. Noi animatori, ha detto, non avevamo ricevuto nessuna formazione specifica, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza dei bambini in acqua. Poi racconta che le attività erano state pianificate dalla coordinatrice, la quale nel pomeriggio, momento in cui si sarebbe deciso di far fare il bagno ai bambini, si era allontanata da Revine per una motivazione personale. Da quel momento nulla sembra essere più certo, a parte il fatto che qualcuno deve aver dato l'ok perché i piccoli entrassero nel lago. La stessa animatrice ha raccontato di aver seguito il proprio gruppo fino a quando i bambini sono risaliti a riva. Poco dopo la notizia che Maria era scomparsa e poi la drammatica realtà. La piccola era stata trovata in acqua priva di vita da un turista. L'accusa per 4 persone è omicidio colposo, ritenute dalla Procura di Treviso responsabili a vario titolo dell'accaduto. Un'udienza che potrebbe portare ad una svolta. Al lago, quel tragico giorno, c'era solo una responsabile. 2 delle imputate sono accusate anche di omessa vigilanza. Dopo aver consentito la balneazione nonostante le criticità della situazione, non avrebbero controllato adeguatamente il gruppo né si sarebbero accorte tempestivamente dell'assenza di Maria, una bambina che non sapeva neppure nuotare. Servizio di Daniela Sizia. Adesso il caso del minore disabile lasciato a terra dall'autobus per aver dimenticato l'abbonamento. Le scuse del presidente di SVT, che ha contattato la madre del minore con l'intenzione di incontrarla la prossima settimana. Daniele Garbin.
A nome dell'azienda porto ovviamente le scuse pubblicamente alla famiglia e allo studente coinvolto in questo increscioso fatto. Come azienda ci siamo mossi subito, abbiamo individuato l'autista e abbiamo chiarito ovviamente nella nostra parte le responsabilità che sono ovviamente da parte di SVT importanti, in quanto trasportando persone dobbiamo tenere sempre conto che le regole sono importanti, ma è anche vero che vanno sempre prese in considerazione a seconda del contesto. I ragazzi minorenni soprattutto non vanno lasciati assolutamente a terra. Una verifica interna ad SVT a tempo di record ha permesso di accertare ed ammettere le responsabilità dell'azienda nei confronti di un grave episodio che ha visto protagonista a suo malgrado un minorenne disabile. Era rimasto solo, sotto la pioggia, alla fermata del bus, dopo essere stato fatto scendere dall'autista del mezzo di trasporto pubblico per aver dichiarato di essere senza il tesserino di abbonamento. Il ragazzino disabile è tornato a casa dopo la scuola solo grazie all'intervento del nonno, contattato successivamente dal quindicenne col cellulare. Un grave episodio riportato dalla stampa che ha richiamato alla memoria la vicenda di fine gennaio dell'11enne in provincia di Belluno, fatto scendere dall'autobus linea 30 a Calalzo Cortina, costretto a camminare per 6 chilometri al gelo sotto la neve perché sprovvisto della maggiorazione del biglietto disposta per le Olimpiadi invernali. A Vicenza il fatto è accaduto in corso San Felice, nei pressi della fermata dell'Istituto Piovene. Lo studente disabile era convinto di essersi dimenticato il documento di viaggio a casa, ritrovandolo invece subito dopo essere stato fatto scendere dal bus. Un comportamento dell'autista inaccettabile che la madre ha reso pubblico denunciando alla stampa l'accaduto. Siamo di fronte a una questione che riguarda la tutela dei minori, la responsabilità sociale e il rispetto della dignità della persona, soprattutto in situazioni che coinvolgono minorenni, ma soprattutto se in condizioni di fragilità, la priorità deve essere sempre la sicurezza ed è per questo che Assoutenti chiede verifiche puntuali sull'accaduto, ma soprattutto l'introduzione di procedure uniformi che garantiscano in ogni caso il rientro a casa e il raggiungimento della scuola in condizioni di massima sicurezza. Provvederemo nei confronti dell'autista ovviamente a contestare il comportamento che non è in linea con le regole, ma neanche con la policy, con la visione che ha SVT nei confronti dell'utente, che deve essere sempre comunque rispettato. E auspico anche di incrociare o incontrare la famiglia o poter parlare con loro per portare le scuse direttamente. Nuvole all'orizzonte del Tribunale della Pedemontana che i bassanesi vorrebbero vedere realizzato e aperto, soprattutto perché tutto l'impianto è pronto da anni. Il sindaco Possamai, il sindaco di Vicenza e il presidente dell'Ordine degli Avvocati Alessandro Moscatelli chiedono un'audizione alla Commissione Giustizia della Camera perché sostengono che sottrarre personale a Vicenza, Padova e Treviso vuol dire mettere in ginocchio la giustizia in Veneto. Luisa Bertini. Tribunale della Pedemontana al centro dell'attenzione dell'amministrazione Possamai e dell'Ordine degli Avvocati, che hanno chiesto un'audizione alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati per presentare i dati della situazione del Tribunale di Vicenza e mettere sul tavolo il rischio rappresentato da un'eventuale sottrazione di personale dal Tribunale vicentino, già di fatto in sofferenza di organico. Nei mesi scorsi erano stati oltre 60 i sindaci che avevano firmato un appello proprio perché non fosse intaccato l'organico del Tribunale di Vicenza per dar vita a quello della Pedemontana. È stato presentato il disegno di legge per l'istituzione del Tribunale della Pedemontana, quindi sulla geografia giudiziaria. Abbiamo sempre sentito dire, c'era sempre stato detto che il nuovo tribunale non avrebbe intaccato il personale dei tribunali di Vicenza, Padova e Treviso, che sono 3 tribunali che sono già in difficoltà. Invece purtroppo il testo di questo disegno di legge dice esattamente il contrario, cioè che il personale andrà reperito nei tribunali limitrofi, cioè appunto Vicenza, Padova e Treviso. Questo significa mettere definitivamente in ginocchio questi tribunali, in particolare il Tribunale di Vicenza. La vicenda è assolutamente aperta, nel senso che il disegno di legge attualmente è all'esame delle Camere, i parlamentari nella loro legittima attività possono presentare emendamenti, votare, non votare i provvedimenti e quindi noi vogliamo essere auditi esattamente per questo. Scoperture del personale amministrativo, come denuncia l'Ordine degli Avvocati vicentino, che superano il 45% della pianta organica e quelle del personale togato e dei magistrati che si attestano attorno al 20%. Per questo Comune e Ordine chiedono venga ascoltata la voce del territorio e di chi vive quotidianamente il Palazzo di Giustizia. L'apertura del Tribunale di Bassano toglierebbe
delle risorse al Tribunale di Vicenza, che si vedrebbe certamente ridotto il territorio, ma con una scopertura del 50% quasi del personale amministrativo si andrebbe a togliere e a drenare ulteriore personale, e ci chiediamo come potremmo portare avanti il lavoro, e che poi significa le risposte che diamo ai cittadini, i giorni di attesa delle sentenze, i tempi di rinvio delle udienze. Restiamo a Vicenza perché c'è il pronto soccorso al collasso, personale sanitario tra turni massacranti e anche aggressioni, diverse sigle sindacali che hanno proclamato lo stato di agitazione del personale nei pronto soccorso dell'ULSS 8. Ce ne parla ancora Luisa Bertini. Stato di agitazione del personale di tutti i pronto soccorso dell'ULSS 8 proclamato da diverse sigle sindacali. Ne parliamo con Andrea Gregori del Nursind e coordinatore RSU. Motivo di questo stato di agitazione? Il motivo dello stato di agitazione è sostanzialmente quello di porre all'attenzione della pubblica opinione e dell'amministrazione in particolare il ricorso alle cooperative nei pronto soccorso, in modo particolare il ricorso al personale medico, che in questo momento sta creando non pochi disagi ai lavoratori stabili del pronto soccorso. Poi voi mettete in rilievo anche altre criticità, come il fatto che il personale sia sottoposto magari ad aggressioni piuttosto che a turni massacranti. Sì, questo è un dato che negli ultimi anni è un aumento, non fa eccezione ovviamente l'ULSS 8, un'utenza che si rivela sempre più aggressiva e poi uno stato di disagio dovuto a una turnistica pressante che mette in condizioni lavorative veramente difficili il personale. Ecco, voi chiedete alle amministrazioni e alla politica anche una presa di posizione. Assolutamente, penso che la politica debba considerare questo aspetto di personale esterno delle cooperative non come un valore aggiunto, ma attualmente sta diventando un problema. Ecco, io ringrazio Andrea Gregori per essere stato con noi. Grazie a Luisa Bertini e a Simone Squarcina per la parte tecnica, e vediamo la doccia gelata sulle teste dei lavoratori della Idro di Feltre. L'azienda sta smantellando lo stabilimento alla vigilia del tavolo ministeriale, l'ira dei sindacati che sono pronti ad azioni clamorose. Tiziana Bolognani. A pensare male si fa peccato, ma alle volte ci si indovina. Sì, perché quanto sta accadendo sulle teste dei lavoratori della Idro di Feltre ha dell'incredibile ad essere gentili. Prima i 2 incendi che nel giro di pochi giorni costringono al fermo della produzione almeno per altre 10 settimane. Ora la comunicazione ferale dell'azienda è intenzionata a spostare unilateralmente a Ornago le matrici necessarie alla realizzazione di componentistica attesa da clienti. Tutto in barba agli impegni assunti in sede ministeriale. Noi abbiamo risposto che assolutamente i patti non erano questo, abbiamo chiesto almeno di aspettare l'incontro di domani al Mimit, nel corso del quale avremmo dovuto avere le rassicurazioni rispetto al programma che ci si è dati, ma l'azienda ha comunicato che in maniera unilaterale non terrà fede agli impegni presi. Una doccia gelata alla vigilia del tavolo convocato al Mimit. Il fattaccio si è concretizzato nelle scorse ore e ha completamente mutato lo scenario che vedeva Idro formalmente impegnata a non avviare iniziative unilaterali fino all'incontro dell'11 febbraio, a nominare un advisor per la reindustrializzazione, a mantenere gli impianti efficienti, a garantire la continuità produttiva e a non trasferire alcunché al di fuori del perimetro aziendale. L'azienda mette al primo posto l'interesse suo, cioè la salvaguardia dei clienti, e non ha nessun interesse nella salvaguardia invece del lavoro e della produzione a Feltre. Il trasferimento delle matrici e il fermo prolungato degli impianti non sono dettagli tecnici, ma atti sostanziali che pregiudicano il futuro del sito, scrivono in una nota congiunta FIM CISL e FIOM CGIL, convinti che questo svuotamento di fatto rende la discussione sulle procedure di legge una mera formalità burocratica, privando il territorio e le maestranze di qualsiasi reale potere contrattuale. Giovedì è previsto l'incontro con i lavoratori. Abbiamo già in cantiere le assemblee che dovremmo fare prima volta nella storia dell'Idro fuori dalla fabbrica perché non è agibile.
tanto per chiarirci le situazioni in cui siamo. E insieme ai lavoratori decideremo come fare. Dipende molto dalle risposte che domani ci darà Idro in relazione non tanto alle matrici, ma intanto alla continuità aziendale, che per noi è fondamentale. Nessuno compra un'azienda che è ferma, nessuno. Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, vediamo i titoli del Corriere del Veneto. Il presidente Mattarella sarà nella Perla delle Dolomiti 2 giorni a partire da oggi e in tribuna per il Super G. La parte agonistica sta andando molto bene, meno bene quella turistica. In calo i visitatori fuori Cortina, gli albergatori sono furiosi, è passata l'idea che sia inaccessibile. La stessa campionessa Goggia ha detto in Coppa del Mondo molto più pathos. Una delle ragioni è che questi biglietti per vedere le gare sono carissimi e sono anche salate le tariffe per chi ha prenotato gli alberghi. Chi li cerca adesso paga praticamente la metà rispetto a quanto hanno pagato coloro che avevano prenotato per tempo. Quindi da questo punto di vista le Olimpiadi sembrano un po' un flop e intanto c'è anche la rivolta degli NCC proprio per le Olimpiadi perché sostengono che servono controlli serrati dato il rischio di abusivismo con l'utilizzo di autisti e mezzi non in regola. Marta Marangon. Lamentano il fatto che ci sia una concorrenza sleale sostanzialmente in occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina. Operatori del servizio noleggio con conducente delle province di Treviso e Belluno sul piede di guerra. Milano-Cortina è la prima Olimpiade diffusa ed il servizio di trasporto tra le sedi dei giochi, come tra gli aeroporti e stazioni ed aree olimpiche, è fondamentale, tanto che per la logistica degli atleti il gruppo Stellantis, in accordo con CIO, ha messo a disposizione 3.000 vetture. Ed in questi giorni, denunciano gli NCC, tra Pianura e Dolomiti c'è il rischio concreto che arrivino da ogni dove autisti e mezzi che non hanno le carte in regola per il trasporto persone. Di qui la lettera che tutte le associazioni artigiane che rappresentano gli NCC del Trevigiano e Bellunese, Confartigianato, CNA, Casa Artigiani, hanno scritto a tutti i sindaci delle 2 province chiedendo controlli serrati da parte delle forze dell'ordine e degli organi ispettivi del lavoro per verificare la regolarità dei servizi, le qualifiche dei conducenti e la conformità dei veicoli e delle imprese alle normative vigenti. Abbiamo scritto di attenzionare questa diciamo così, orda, non mi viene altro aggettivo, di soggetti che fanno il noleggio con conducente in questo momento molto particolare. Gli operatori regolari sono soggetti a controlli e a tutta una serie di adempimenti burocratici ed ora sono preoccupati per il possibile diffondersi di pratiche scorrette con l'impiego di conducenti privi di qualifiche professionali e al di fuori di rapporti regolari di lavoro, oltre al rischio che imprese prive delle autorizzazioni necessarie si infiltrino operando abusivamente nel periodo delle Olimpiadi. Abbiamo scritto ora ai sindaci per dire: guardate che con l'evento Milano-Cortina, con l'evento delle Olimpiadi, questo tipo di malapratica si è sicuramente ingigantito. C'è questa sensazione. Noi chiediamo che ci sia una attenzione particolare a chi fa questo lavoro, a tutela di chi è in regola e sinceramente anche per la sicurezza delle persone, perché ripeto, qua si parla di trasporto persone. Ieri il giorno del ricordo per le vittime delle foibe e alla chiesa votiva a Treviso si è aperta questa giornata con una polemica. Infatti il sindaco Mario Conte aveva criticato l'assenza della minoranza consigliare alle cerimonie. La replica è arrivata dal Partito Democratico. Credo che in queste occasioni la politica dovrebbe unirsi, essere rappresentata in tutte le sue forze e quindi la totale assenza della minoranza in tutti e 3 i momenti celebrativi francamente dispiace perché si perde un'occasione
di unità nei confronti delle situazioni, delle pagine più buie del nostro paese. A Treviso si apre con una polemica il giorno del ricordo dei martiri delle foibe. Il sindaco Mario Conte richiama il valore dell'unità istituzionale e sottolinea l'assenza della minoranza consigliare alle celebrazioni ufficiali, ricordando che la memoria delle vittime delle foibe dovrebbe appartenere a tutti, al di là delle appartenenze politiche. Dal centro-sinistra la replica della consigliera del Partito Democratico Maria Tocchetto, che spiega l'assenza della minoranza per impegni di lavoro, respingendo ogni accusa di mancanza di rispetto verso la memoria delle vittime. Noi siamo sempre stati per il ricordo di tutte le vittime delle guerre, delle foibe, e quindi a maggior ragione stigmatizziamo il comportamento del sindaco. Toccante il momento della commemorazione alla chiesa votiva. Davanti alla lapide dedicata alle vittime si sono ritrovate autorità civili e militari, associazioni combattentistiche e cittadini per la deposizione della corona. Tra loro, come ogni anno, anche Maria Luisa, per commemorare suo padre, il carabiniere Guido Gazzola, ucciso nel 1944 mentre era in servizio alla stazione di Pogliane ad Abbazia. Il dolore si fa sentire, anche se a distanza di tanti anni. Le celebrazioni si sono svolte anche in Piazza Pola, con la deposizione di fiori al cippo alla memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati, come Andrea Patelli, che viveva a Visignano d'Istria. Una storia che è stata troppo dimenticata, volutamente nascosta per tanti anni. Un gesto solenne che rinnova il ricordo dell'esodo giuliano-dalmata e di una delle pagine più dolorose della storia italiana. Bisogna cominciare a fare della storia un percorso di memoria, ma soprattutto di monito. Servizio di Nicola Marcato, ne abbiamo parlato ovviamente anche ieri sera a Focus, tra gli ospiti il sindaco di Noventa Vicentina Mattia Veronese. Sentiamo cosa ha detto. Si ricorda il 10 di febbraio, è quella data che praticamente stabilisce con il diciamo così, Trattato di Parigi la perdita dei nostri territori dell'Istria, della Dalmazia e tutti quanti la parte giuliana. E poi c'è stato ovviamente quello di Osimo del 75. Questi sono stati due episodi praticamente dal punto di vista giuridico che hanno determinato una cessione di quei territori. Al di là di questi aspetti però c'è da parte della nostra comunità una volontà di far conoscere alle nuove generazioni quello che è avvenuto in quegli anni, per non dimenticare. Il giorno del ricordo è del 2004. Noi come amministrazione comunale già in quell'anno lì abbiamo inaugurato una via in centro del paese, via Vittime delle Foibe, e ci siamo subito praticamente diciamo così, fatti testimoni insieme con dei cittadini noventani che provengono da quei territori. Noventa Vicentina ha praticamente già nei primi anni 50 ospitato quelle persone profughe dai territori dell'Istria e della Dalmazia, e hanno praticamente poi testimoniato quelle che sono state anche le vicissitudini poi familiari. Abbiamo avuto la signora Giannecca, che negli anni è venuta spesso a Noventa Vicentina, le associazioni dei profughi che hanno praticamente continuato a fare testimonianza alle scuole. Adesso il passaggio è quello della generazione di figli, nipoti, che non ha vissuto direttamente quei fatti drammatici, ma che devono essere in qualche modo messi, diciamo così, nelle condizioni di raccontare queste vicende familiari. E quindi veramente questo giorno è un giorno veramente importante, soprattutto qui in Veneto, perché è stato praticamente il territorio e la regione che ha li ospitati, perché anche dal punto di vista culturale e di vicinanza era la terra d'approdo per quanto riguarda appunto quei momenti di fuga dall'odio titino e da una violenza che poi abbiamo saputo negli anni, solamente quello che è capitato. Una cinquantina d'anni di oblio, e quindi questi anni sono gli anni in cui si riapre una pagina della storia che era stata strappata, ed è testimonianza nostra, insomma, portarla avanti con le istituzioni e con il mondo della scuola. Questo sicuramente. Sì, il sindaco di Noventa Vicentina. Adesso andiamo in pubblicità con i nostri registi Francesco Cerone e Andrea Basso. State con noi, grazie.
La storia di un invalido risultato non più idoneo ai ruoli militari per gravi patologie, difficoltà di deambulazione, che aveva chiesto di essere assegnato da civile ad altro incarico. Il Ministero lo ha trasferito da Udine a Treviso e lui ha fatto ricorso al TAR. Invalido all'80% con problemi di deambulazione, sofferente per le conseguenze di patologie oncologiche, 2 figli minori di cui uno disabile. Questa è la condizione in cui si trova un militare in servizio al 3° Reggimento Genio Guastatori di Udine, di età intorno ai 50 anni, dichiarato poi non più idoneo a svolgere il servizio militare dalla Commissione Medica del Dipartimento Militare di Padova e pertanto riformato per motivi di salute e reimpiegabile a richiesta nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa. Fin qui niente di strano. Il problema subentra quando il Ministero lo assegna alla sezione rifornimenti e mantenimento di Treviso, distante 115 km da Udine dove risiede, e con la prospettiva ogni giorno di dover percorrere 230 km tra andata e ritorno, nelle condizioni di salute e familiari in cui si trova, una situazione insostenibile. L'ex militare si è rivolto al TAR attraverso il suo legale Carmine Perruolo, ottenendo l'annullamento del trasferimento. È stato necessario proporre ricorso perché l'amministrazione non ha tenuto conto della gravissima situazione del ricorrente, sia dal punto di vista fisico che familiare. L'amministrazione ha svolto una istruttoria veramente carente, nonostante il TAR anche in altre occasioni rispetto a giudizi da me eseguiti aveva dato delle specifiche indicazioni in queste casistiche. Bisogna tener conto della situazione psicofisica dei militari transitati e delle esigenze di natura familiare. Ho dovuto per tutelare i miei assistiti diverse volte al TAR, ma il Ministero, la pubblica amministrazione cade per così dire sempre in errore. In base a un'istruttoria superficiale assegna persone malate presso sedi di servizio lontanissime, in alcuni casi facendo acuire le malattie che già avevano. Servizio di Francesco Pezzella, adesso vediamo un titolo dalla Tribuna di Treviso: maxi frode con il bonus facciate, sequestri per 76 milioni di euro, 19 gli indagati. L'inchiesta coordinata dalla Procura di Venezia. I lavori per i quali erano stati richiesti crediti d'imposta non sarebbero mai stati realizzati. L'organizzazione guidata da un ragioniere padovano con studio nel Trevigiano, sequestri a nord-est e nel resto d'Italia. Adesso andiamo a Conegliano in diretta da Christian Arboit, perché c'è una stretta sui locali per la vendita di alcol ai giovani. Christian Arboit, che vedo con il sindaco Fabio Chiesa. A te Christian. Sì, buongiorno direttore, anche da parte di Tommaso Migotta che sta curando la parte tecnica. Siamo nell'iconica piazza Cima. Qui da 2 settimane è in atto una stretta anti-alcol voluta dal sindaco Fabio Chiesa dopo i fatti anche di Sacile. Non so se vi ricordate quelle foto che immortalavano dei minori che di prima mattina prendevano degli spritz prima di recarsi a scuola. Da lì appunto la stretta, e ci sono anche dei risultati. Ma prima le chiedo perché sindaco, quando ha visto quelle immagini, ha deciso di intraprendere questa strada. Ho deciso di intraprendere questa strada perché Conegliano, tra l'altro, è città del vino insieme a Valdobbiadene per il 2026-2027, per cui abbiamo gli occhi puntati da parte di tutta a livello nazionale, e penso che il buon bere sia qualcosa di positivo per il nostro territorio, ma dobbiamo dare una stretta assoluta se i bar o gli esercenti danno da bere ai minorenni. Questo è assolutamente una cosa che non vogliamo si verifichi. Come dicevi, era successo anche sul nostro territorio, e abbiamo chiesto alle forze dell'ordine in maniera congiunta, per cui il corpo di polizia locale insieme ai carabinieri, insieme alla polizia di Stato, di dare questa stretta. Nelle ultime 2 settimane i controlli sono stati moltissimi, ci sono state anche delle diffide in passato perché ci sono stati degli esercenti nei quali abbiamo dei dubbi che abbiano dato da bere ai minorenni. Se succedesse che verificassimo ancora queste situazioni, verranno chiusi. Ecco, diciamo che in questi giorni sono stati diffidati dei bar. Quanti? Ci sono state 2 diffide, in questo momento stiamo verificando se effettivamente
effettivamente hanno dato da bere ai minorenni oppure l'ordine è stato dato da parte dei maggiorenni, perché questo va verificato. Comunque l'attenzione è altissima, nel senso che noi non vogliamo si verifichino queste cose, è una bruttissima immagine nel caso succedesse per la città, per cui siccome dovremmo ospitare tantissime persone che arrivano da tutta Italia, vogliamo una città che da questo punto di vista sia un esempio, per cui zero alcol ai minorenni. Questo non deve essere neanche un pensiero che possa passare per la testa dei nostri esercenti, ma soprattutto un buon bere, perché l'enogastronomia sul nostro territorio è un valore aggiunto. Ecco, questi bar sono stati diffidati, 2 bar sono bar del centro, della prima periferia? Sì, sono bar nella zona centrale, devo dire che però non abbiamo certezza di questo, ma già avvisarli in maniera importante per noi è fondamentale, perché sanno benissimo che se si dovesse poi accertare che una cosa del genere è avvenuta o avviene, verranno immediatamente chiusi. Non c'è un se o un ma, la tolleranza è zero da questo punto di vista. Perché questo è il tema, non è facile risalire alla catena di responsabilità, perché se è un maggiorenne che ordina da bere diventa difficile anche per il barista. Ecco. Però noi sappiamo benissimo che poi è l'esercente che fa i clienti. Cioè, nei bar buoni vanno persone per bene, vanno persone che si comportano bene. Se invece l'esercente è tollerante, a quel punto vediamo che anche chi si reca al bar sono persone che magari ordinano da bere anche per i minorenni. Questo non esiste, per cui perseguiremo anche quei maggiorenni che magari ordinano e poi danno da bere ai minorenni. Ripeto, è una cosa che non esiste, non si può vedere e non deve succedere. Ecco, quindi dopo la diffida potrebbe scattare la sospensione se si ripetessero comunque episodi analoghi, quindi questo è un mezzo avviso. Sì, non può succedere, deve succedere, cioè nel senso che verranno chiusi perché è un reato grave. Dar da bere ai minorenni è una cosa che va anche in una direzione di una scarsa educazione all'uso e alla somministrazione dell'alcol, ripeto, in un territorio che è patrimonio dell'UNESCO, in un territorio dove il Prosecco è di casa, in un territorio dove la scuola enologica fa i 150 anni quest'anno, per cui un territorio dove il buon bere è qualcosa che va assolutamente coltivato, però il buon bere va nella stessa direzione del non dare da bere ai minorenni. 2 diffide, i controlli proseguono, almeno per quanto concerne la somministrazione di alcol ai minori. Grazie sindaco Fabio Chiesa, per il momento direttore da Piazza Cima è tutto, con Tommaso Migotta ti restituisco la linea. Grazie a Cristian Darbo e Tommaso Migotta, e aspettiamo il sindaco Chiesa Focus la sera. E vediamo il caso Silva. In Consiglio regionale è stata approvata all'unanimità la mozione sulla situazione di questa azienda. Vediamo. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una mozione relativa al cosiddetto caso Silva. Mozione, quella presentata da 7 consiglieri di minoranza, per chiedere l'impegno alla Giunta sull'area di tutela del bacino acquifero tra Montecchio Precalcino e Due Ville. Riscontriamo con soddisfazione il voto unanime del Consiglio regionale sulla mozione proposta insieme al collega Luisetto e al collega Michalizzi in merito all'istituzione delle aree di salvaguardia per i comuni di Montecchio Precalcino, Due Ville e Virla Verla. Abbiamo la necessità di salvaguardare la salubrità delle acque in una zona così importante per la ricarica della falda, messa potenzialmente in pericolo da una richiesta di autorizzazione di installazione di un impianto per il trattamento di rifiuti speciali che in questo momento è in discussione presso la provincia di Vicenza. I consiglieri regionali firmatari della mozione chiedono ora alla Regione una rapida approvazione delle zone di salvaguardia individuate dal Consiglio di Bacino Bacchiglione la scorsa estate. In ballo un impianto di trattamento rifiuti che sorgerebbe sopra una delle falde acquifere che il consigliere Cunegato definisce tra le più grandi d'Europa. È un successo politico perché la nostra mozione in Consiglio regionale è stata approvata all'unanimità. Abbiamo chiesto che la Giunta approvi in maniera più celere possibile le aree di salvaguardia a Montecchio Precalcino. Ad intervenire in una nota anche l'assessore regionale Elisa Venturini, che ha sottolineato l'attenzione alla vicenda con l'obiettivo di salvaguardare la salute e la tranquillità dei cittadini in una zona particolarmente sensibile a queste tematiche e che il Consiglio, approvando la mozione all'unanimità, condivide questo percorso. Una storia toccante, quella di una signora e del suo cane, il Labrador Joy, che ha fatto scoprire un tumore al pancreas, e ora la signora Guerra vorrebbe la sua cucciola durante la chemioterapia, ma per ora il permesso le è stato negato. Lei, un giorno che io sono venuta a casa tra l'altro dall'ospedale,
ha iniziato ad annusarmi proprio dove c'è il pancreas e a segnare proprio con l'olfatto, a pizzicare come con il naso dove c'è il pancreas. E questo diciamo che è stato diagnosticato a maggio l'anno scorso, però è da dicembre dell'anno scorso che io sto male. Avevo dei dolori e Joy aveva segnalato appunto il problema. Joy, la sua Labrador di 2 anni, le mordicchiava e annusava la zona intorno al pancreas già da mesi, segnalando il problema che a maggio le viene diagnosticato. Si tratta di un tumore che necessita di cure specifiche, tra cui la chemioterapia in infusione. Sedute che si fanno ogni 15 giorni e che per Barbara durano 4 ore, nelle quali vorrebbe accanto la sua Joy. La pet therapy, ormai assodato anche dalla scienza, allevia le sofferenze umane. Mi leverebbe la tensione, mi leverebbe tutto quello che provo quando faccio la chemio. Non c'è dolore, però ti leva via il pensiero. Accarezzandola, lei prende tutto quello che può essere negativo in quel momento e se lo tiene per sé. Ma per ora non si può. Gli ospedali devono rispettare protocolli di sicurezza e tutela di tutti i pazienti. La terapia a casa avrebbe costi troppo alti. Ma il vero paradosso è che la coppia, che gestisce un'associazione di pet therapy, Angeli con la coda, che visita ogni settimana con i suoi pelosi case di riposo, scuole e centri diurni, ora che ne ha bisogno non può riceverne sostegno. La Joy, io continuo a rimarcare che sarebbe un po' il cuore nei confronti di Barbara, perché è quella che gli dona speranza, che gli dona forza e che comunque la incoraggia quando vive dei momenti veramente intensi e pesanti. Si tratta di una battaglia di civiltà, dicono i coniugi, rivolgendosi direttamente ai responsabili degli ospedali. Non chiediamo il mondo, chiediamo semplicemente di tutelare il benessere e di dare una possibilità a una persona, grazie Susi, a una persona che non sappiamo quale sarà poi la sua conclusione. Pensateci sopra. Io ho una vita e voglio viverla. Servizio di Elena Dal Forno, che poi ha sentito il direttore generale Francesco Benazzi, il quale nei giorni scorsi aveva incontrato la coppia ribadendo quelle che sono le regole dell'ospedale. Noi autorizziamo la pet therapy, ci crediamo, quindi lo autorizziamo in tutto l'ospedale per chi ce la chiede. Il problema vero è che quando si fanno terapie di quel tipo siamo insieme con altre persone, per cui non è possibile, dovremmo chiedere l'autorizzazione a altre 5, 6, 7 persone che stanno facendo la terapia, avere il cane vicino, anche se è un cane buonissimo, bellissimo, eccetera. Però proprio per la, come dire, per la gestione igienico-sanitaria dell'ambiente e per la protezione degli altri pazienti questo non è possibile farlo. Sicuramente si può fare in caso di ricovero, perché allora è diverso, l'animale può stare 20 minuti, un'ora, là si parla di un tempo molto più lungo, per cui abbiamo spiegato alla signora dando comunque la nostra disponibilità. E adesso direi con la regia andiamo in pubblicità con Francesco Cerone e Andrea Basso, tra poco. Nuovo in diretta con Focus TG. Dopo gli avvistamenti dei lupi negli scorsi mesi, gli agricoltori dei Colli Euganei chiedono maggiori controlli. Soprattutto per chi ci lavora in questo territorio è molto preoccupante questo animale. È vero che ci hanno detto che al momento non è diurno, ma potrebbe anche muoversi, non è così scontato che si muova solo nella parte notturna questo animale. Finché trova da mangiare, ok, e poi? Sono preoccupati gli agricoltori dei Colli Euganei dopo gli avvistamenti del branco di lupi. Dopo il cinghiale, un nuovo animale selvatico si è inserito nell'ecosistema del Parco Colli. Gli agricoltori sono pronti a difendersi anche con delle recinzioni. Questo è il filo che utilizziamo. Lo mettiamo appunto in acciaio perché è più resistente e la scossa
è appunto più forte, perché comunque la batteria ha una lunghezza di metratura di chilometri che riesce a fare. Nonostante questo, molti animali, come i cinghiali, se non trovano da mangiare nel bosco, si addentrano tra i campi. Nei periodi che non sono siccitosi riusciamo a difenderci. Nei periodi non molto siccitosi l'animale purtroppo uno fa da cavia, mettiamola così, per ribaltare la recinzione e riuscire a passare per comunque cibarsi. Le recinzioni inoltre rischiano di trasformare i colli in tante piccole gabbie. Se noi dobbiamo fare tutte gabbie all'interno del Colli Ugani non è neanche più così belli e favorevoli, una visione per chi è un turista che passa per il territorio. Vedere tutte queste gabbie per difendersi è qualcosa che noi principalmente siamo contrari. Gli agricoltori chiedono agli enti preposti maggiori controlli. Ricordiamo che il lupo comunque va su prede facili, quindi è vero sul cinghiale piccolo, ma va anche su animali da cortile, animali domestici, lepri. E un parco protetto con una monitorazione e gestione minima potrebbe diventare un problema serio sui Colli Ugani. Quindi noi come agricoltori, ma anche da persone che vivono nel territorio uganeo, chiediamo una gestione, una monitorazione seria dalle autorità competenti. Vediamo a Padova, sui Colli Euganei, la paura dei lupi. A Padova il problema di piccioni e colombi che imbrattano i monumenti, allora si è provveduto ad arruolare falchetti e poiane. Ancora Francesco Aratai. Questa poiana che dai poggioli dei palazzi osserva Piazza delle Erbe è il nuovo metodo antipiccioni utilizzato dal Comune di Padova. È una sperimentazione in atto già da un paio di mesi per allontanare dalle piazze i fastidiosi volatili. Viene inserito un rapace, un falchetto o una poiana addestrati da Enrico Volpin, esperto falconiere. Funziona che in teoria i piccioni vedono il predatore, quindi loro sanno che sono prede e quindi si allontanano. E non è pericoloso per le persone, non attaccano? No, assolutamente no. Dai qua. Un metodo non cruento per allontanare i piccioni dopo le numerose proteste dei residenti per il guano che producono. Grazie alla presenza del falco, cosa che si usa anche ad esempio negli aeroporti, tendenzialmente la popolazione colombaccia diminuisce perché percependo la presenza di un predatore si disloca in altre zone della città, e questo rende anche per una questione di igiene pubblica, diminuendo la presenza di piccioni, ne guadagniamo anche da un punto di vista appunto di igiene pubblica. 2 mattine a settimana Enrico il falconiere porta nelle piazze cittadine i suoi volatili, che sono diventati anche un'attrazione per i padovani e per i turisti. Nella sala Chiesotti del Museo Civico di Bassano del Grappa sono state consegnate ad alcune realtà locali le offerte benefiche raccolte nel corso delle festività natalizie. Nancy Galdi. Grazie alle numerose presenze che abbiamo registrato durante il periodo natalizio, quindi grazie ai bassanesi ma anche ai tanti turisti che hanno affollato le nostre vie e le nostre piazze, siamo riusciti a donare ben 11.600 euro ad alcune realtà che operano sul nostro territorio. Il ricavato è stato consegnato alla Fondazione Città della Speranza, all'Istituto Oncologico del Veneto per la Ricerca e all'Associazione Stelle Alpine e Alpini Guida per non vedenti ODV. La cerimonia di consegna si è svolta al Museo Civico di Bassano, in sala Chilesotti. È una grande iniziativa che abbiamo voluto portare avanti assieme alla Pro Bassano, che ha allestito una serie di presepi all'interno della chiesa di San Giovanni. La mostra Ritratti Bassanesi organizzata dalla Promo Bassano Più e dal fotografo Gio Tarantini
Santini e la casetta di Babbo Natale, che ci hanno permesso di raccogliere queste risorse che abbiamo destinato a 3 realtà importanti del nostro territorio che si occupano di salute ma anche di sociale. Quindi il nostro vuole essere anche un ringraziamento a queste realtà che hanno operato durante le festività per donare qualcosa di importante a chi ne ha bisogno. Un gesto concreto affinché la solidarietà non resti solo un messaggio ma si trasformi in un aiuto reale. Ogni anno proprio il ricavato di queste iniziative va sempre dato a realtà del nostro territorio, realtà che operano spesso e volentieri anche in maniera silenziosa. Molte di queste realtà non sono conosciute, ma abbiamo una rete del sociale veramente importante che ha la necessità di essere sostenuta economicamente, ma come abbiamo evidenziato questa mattina ha anche il bisogno e la necessità di avere dei volontari che purtroppo iniziano a scarseggiare. Proprio per questo l'amministrazione sta valutando l'invio di una lettera a tutti i residenti under 35 per chiedere la disponibilità a mettersi in gioco e sostenere queste associazioni che oggi più che mai hanno bisogno di nuovi volti, energie e freschezza. È stato riaperto al traffico il cavalcavia di Jesolo che in gennaio era stato danneggiato da un autocarro. Abbiamo concluso la parte più delicata dell'intervento, la demolizione della trave lesionata dopo l'incidente del 19 gennaio, e quindi riapriamo la circolazione a doppio senso di marcia con un limite di portata di 44 tonnellate in anticipo rispetto ai tempi previsti. La conclusione della cosiddetta fase emergenziale dei lavori ha permesso la riapertura al traffico a doppio senso della regionale 43 del Mare in via Adriatico all'altezza del cavalcavia di via Cristo Re a Jesolo. Il 19 gennaio un autocarro con cassone sollevato aveva urtato il viadotto provocando lesioni alla struttura del ponte. In 20 giorni sono state demolite parte dell'impalcato e la trave danneggiata dall'incidente, sono stati rimossi altri elementi strutturali compromessi e installati nuovi sistemi di ritenuta. È un lavoro significativo sia dal punto di vista economico, sfioriamo i 500.000 euro di interventi, ma soprattutto dal punto di vista tecnico-strutturale, nel senso che c'è una delicatezza ovviamente a intervenire in situazioni di questo tipo, perché dobbiamo chiaramente sempre garantire la massima sicurezza della circolazione, ma anche tempi rapidi di risoluzione della problematica. Domenica a Padova la festa popolarmente definita la festa della lingua del santo. Arriva subito. Ricordo lo straordinario ritrovamento della lingua incorrotta del santo, la festa che si celebra domenica, che riporta tutti all'8 aprile 1263, quando il ministro dei frati francescani, Bonaventura da Bagnoregio, ispezionando le sacre spoglie di Antonio prima dell'ingresso nella nuova cappella funeraria, tra lo stupore dei padovani ritrovò la lingua intatta. La festa della traslazione delle reliquie, detta appunto festa della lingua, è la seconda festa antoniana dopo il 13 giugno e rappresenta anche l'occasione per tracciare il bilancio del movimento spirituale dell'anno precedente in Basilica. Nel 2025, anno del Giubileo della Speranza, nella Cappella delle Reliquie sono transitati 1.176.970 pellegrini, con giorni di massima affluenza il 13 giugno, solennità del Santo, che abbiamo vissuto insieme dall'alba al tramonto su Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est, seguiti dal 1 maggio e dal lunedì dell'Angelo. Triplicati nel 2025 rispetto all'anno precedente i pellegrinaggi, più di 3.000 i gruppi organizzati arrivati da 82 nazioni del mondo. Dopo gli italiani, la Polonia è il paese d'origine del numero più alto di pellegrini, seguita da Stati Uniti, Croazia, India e Ucraina. Domenica prossima le principali celebrazioni saranno quella delle 8, delle 10, delle 11 celebrata dal Rettore Padre Antonio Ramina e delle 18 presiedute dal Ministro Generale dell'Ordine Padre Carlos Trovarelli. Le Sante Messe delle 11 e delle 18 saranno trasmesse come ogni domenica in diretta su Rete Veneta. Servizio di Chiara Gaiani e ieri in occasione della giornata del ricordo 2 piccoli bassanesi a Roma hanno ricevuto un importante riconoscimento alla Camera alla presenza delle più alte cariche dello Stato.
I più piccoli, perché il primo premio, C'era una volta il confine, va alla scuola primaria 25 aprile di Bassano del Grappa. Ringraziamo innanzitutto la dirigente scolastica Anna Rita Marchetti, ma anche tutte le insegnanti per il lavoro che fanno ogni giorno, e chiamiamo i vincitori della classe terza, sezione A e sezione B, che sono Matilde Moro e Massimo Orlando. Eccoli. Eccoli. Premia il Presidente della Camera. La motivazione: gli alunni hanno approfondito i momenti cruciali della storia del confine orientale attraverso i ricordi e la testimonianza di un'esule istriana che ha ispirato pensieri e filastrocche che gli alunni hanno recitato in un video dal forte impatto emotivo. Grazie Matilde e Massimo. Adesso ritorniamo, vi riaccompagno, è grande, ve lo porto io? Ve lo porto io, va bene. Adesso lo consegniamo alla maestra? Ecco, lo consegniamo alla maestra e salutiamo anche gli altri alunni che non sono potuti venire. La felicità di questi due bambini. Gli ospiti di questa sera a Focus, Mario Fabris, Fabiano Barbisan, Marco Brigo, Diego Cancian, Monica Coin, Isabella Dotto e Alberto Ruggin. È tutto per oggi, grazie ai nostri registi Francesco Cerone e Andrea Basso, e buona giornata, arrivederci.